Giornata mondiale della povertà. Il Veneto scopre che i suoi poveri sono aumentati. In un anno stime della Fondazione Zancana raccontano che ci sono nella nostra regione 120.000 famiglie in povertà assoluta. In un solo anno sarebbero aumentati di 3.500 unità. Una povertà che mal si coniuga con l'immagine stereotipata del povero inteso come barbone o immigrato, ma al contrario il povero è molto più vicino a noi di quanto immaginiamo. Persone che ricorrono al microcredito della Caritas per sopravvivere. Troviamo soprattutto che vengono persone a chiedere un aiuto economico, ma è un aiuto economico a fondo perduto, non lo vorrebbero perché non hanno più capacità di restituire, e chi si era impegnato proprio per il mutamento della situazione neanche i 50 euro messi riescono più a restituire. E questi sono italiani, queste sono le famiglie che stanno nel nostro stesso pianerottolo. Una povertà frutto della crisi economica che ha colpito duramente nel ridente Veneto delle piccole e medie imprese, del lavoro autonomo, lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, particolarmente colpito il veneziano è oggi a caccia di una nuova possibilità che ancora non sembra esserci sul nostro territorio. Quante volte mi dicono, ma mi hanno detto che nei ristoranti come lavapiatti, come... Sì e no. Cioè dico nel senso che sì, che ci sono, ma ormai è anche quello un mercato saturo. Povertà che nel nostro paese ha fatto un balzo passando da 2 milioni di persone che vivevano in condizioni di povertà a, secondo stime recenti, oltre 4 milioni. Nel giro di soli 7 anni, praticamente dallo scoppio della crisi economica, la popolazione che vive in povertà assoluta è passata dal 3,1% al 6,8%, colpendo nuove fasce di popolazione che fino a prima erano in grado di vivere in modo autonomo con adeguati standard di vita. Povertà che se un tempo era relegata al mezzogiorno oggi colpisce duramente proprio al nord, dove è passata dal 2,6% al 5,7%. Da qui un messaggio della Caritas veneziana. Forse dobbiamo ridistribuire anche un certo tipo di ricchezza, e forse non si può pensare che si viaggi sempre con i 3.000 euro, i 2.500 euro come qualcosa di ordinario, e invece è una realtà di molti pochi. Povertà che peraltro non sembra essersi accorta della cosiddetta ripresa. La ripresa è per chi è riuscito a tenere il lavoro, no? Per chi l'ha perso, per chi ha chiuso, ho paura che per lui la ripresa è molto più lontana.